vogliamo che Bruno venga restituito a quello che stava facendo, e noi sappiamo benissimo cosa stava facendo, perché stavamo lavorando insieme per un grandissimo evento del G8. Due anni non hanno spezzato la resistenza e la dignità del patriota Bruno Bellomonte. 2 anni non hanno spezzato la resistenza che ammanca Prossima Indipendenza e della sinistra indipendentista sarda. 2 anni di galera non hanno fermato il processo di convergenza indipendentista.